I fiori di ciliegio che amava tanto, portati dalla nipotina adorata, hanno accompagnato Ulderico Bernardi nel suo ultimo viaggio. Una cerimonia composta in quel tempio di San Nicolò che tante volte ha visitato, studiato, ammirato. Il professore, l'uomo e lo studioso dell'uomo ha salutato l'università, l'Ateneo, la Fondazione Cassamarca, ma soprattutto i suoi tanti studenti oggi presenti alle esequie. Che lascia una bella eredità, che è quella innanzitutto nella memoria dei suoi ex studenti, e ne ha avuti tanti tra i Riccati e poi l'università. E poi c'è il piano scientifico. Sul piano scientifico credo che l'eredità maggiore è di aver seguito e capito negli anni, soprattutto 80, le grandi trasformazioni che non solo la provincia di Treviso ma tutto il nord-est stavano vivendo. Un'eredità importante, i suoi libri, le sue interviste e anche i suoi interventi quando da presidente del consiglio di amministrazione di Bassano TV, oggi Gruppo Media Nord-Est, raccontava il Veneto ai Veneti. Ed è questo il testimone che Ulderico Bernardi ha lasciato sul sagrato di San Nicolò, sperando che qualcuno lo raccolga al più presto. E una figura di questo tipo deve per forza esserci, perché noi non abbiamo solo bisogno di vivere le trasformazioni, ma abbiamo soprattutto bisogno di governarle, e per governarle bisogna capirle.